una grandissima prestazione dopo la vittoria contro Milano. Questa Castellana può risalire e sta dando degli ottimi risultati. Assolutamente sì, stiamo iniziando a giocare. Io, come ben sai, sono 3 settimane che lavoro con loro e quindi niente, ho trovato dei ragazzi che hanno voglia di arrivare e si vede in campo i miglioramenti partita dopo partita. Sapevamo, siamo un gruppo, anzi sono un gruppo giovane, noi siamo in 3 che siamo un po' le chiocce del gruppo e quindi niente, siamo contenti di questo punto a Padova. Sapevamo che qui ci aspettava una partita difficile, però noi stiamo iniziando a crederci anche con le squadre forti come Padova. Stiamo guardando al nostro campo, a fare bene le nostre cose e sono convinto che possiamo giocarcela con tutti come abbiamo dimostrato stasera. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te. Stefano Giannotti, dopo Corigliano anche questa è stata una partita molto dura, però c'è poco da fare, non regalano niente a Padova. A Padova non regala niente nessuno, sembra che contro di noi si gasino tutti e facciamo sempre fatica. Meno male che alla fine ne veniamo fuori e dimostriamo di essere una bella squadra, però se non lottiamo e giochiamo a meno del 100% non vinciamo. Senti, adesso una sosta di campionato forzata, perché altrimenti sarebbe giocato contro Avellino. Secondo te può tornare utile o invece può essere controproducente per smorzare magari un ritmo? Meno male, perché sennò anche Avellino diventava Brutto Gianno, brutto. faceva la partitona anche loro contro di noi e più che altro è una sosta prima di una partita molto importante, perché Monza sicuramente in casa nostra non ci regalerà niente, giocherà come un leone e cercheremo di sfruttare al meglio questa domenica di pausa. Ti troverai contro Tiberti, cosa gli dirai? Cerca di non murarmi perché ti tiro addosso. No dai, lui purtroppo mi conosce, speriamo che non faccia troppo la spia. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, buona serata.